Immediati commenti, polemiche e reazioni. La prima voce è quella del neo vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Salvatore Falzone. Mi onora e mi carica di responsabilità e ruolo affidatomi all'interno dell'ufficio di presidenza. Sarò, continua Falzone, a fianco degli interessi dell'opposizione per rendere sempre più aperto e democratico il confronto e la discussione all'interno del Consiglio Comunale a garanzia delle minoranze. Ma arriva proprio dall'opposizione, dal suo partito, il primo attacco a sferrarlo il coordinatore provinciale di Forza Italia Vincenzo Giambrone, che scrive: nel partito, così come in ogni altro ambito in cui il partito esplica la propria azione politica, quindi anche al Consiglio Comunale, esistono delle regole e tali regole devono essere rispettate. Invitiamo quindi Falzone a valutare l'ipotesi di un passo indietro. Non è proprio il caso, sottolinea ancora Giambrone, di creare spaccature. Si accoda alle polemiche anche il gruppo Uniti per la Città. È ufficiale, ieri sera a Palazzo dei Giganti sono stati celebrati i funerali solenni alla democrazia uccisa dalla maggioranza firettiana. L'elezione di Falzone, continua Vullo, Vaccarello, Gibilaro e Picone, è frutto della legge di Firetto e dei suoi seguaci che applicano veti secondo il loro Vangelo di comodo e impongono la loro volontà. Il destinatario dell'incoronazione ha ceduto alla forte tentazione di potere. Ecco perché la democrazia, dopo essere stata in questi 2 anni di mandato ripetutamente aggredita e brutalmente ferita, adesso sottolineano, è sparita. E per la maggioranza firettiana parla il capogruppo di Agrigento Cambia Pietro Vitellaro. La maggioranza ha chiesto all'opposizione di proporre o un candidato unitario o una rosa di nomi. Notiamo con dispiacere che non hanno trovato un accordo comune e che è stata avanzata una sola candidatura, ovvero quella di Falzone. L'opposizione, conclude Vitellaro, ha proposto un solo candidato.